Ancora politica, Montegrotto Terme ha ospitato il secondo congresso di Plebiscito.eu, il movimento indipendentista guidato da Gianluca Busato, che lo scorso marzo aveva organizzato il discusso referendum via internet per l'indipendenza del Veneto, di cui si erano occupati giornali e TV di tutto il mondo. I dirigenti di Plebiscito.eu spiegano che tra poco sarà a disposizione la certificazione internazionale del voto online. Con il referendum scozzese e ora con quello catalano, sono le parole di Busato, è stato abbattuto il tabù della indipendenza all'interno della Unione Europea. Quindi una fiducia ben riposta al plebiscito che ha avuto capacità politica, capacità mediatica e adesso sta ricercando questa capacità economica, che è la cosa che chiude il cerchio, lo strumento che ci permetterà di raggiungere l'obiettivo, fermo restando le altre due. Bene, adesso ho l'onore di dare la parola al nostro presidente della delegazione dei 10 e presidente di Plebiscito.eu. Prego. Intanto grazie di essere qua domenica mattina e di tutti questi numeri che vedete, che prima penso ne avevo capito, ma Mauro mi aveva letto per tentare di spiegarli. Vabbè, perché l'avrei visto, li vedrei su internet, dei numeri impressionanti e numeri che spiegano cosa si è mosso. Questo che si è mosso dai cittadini, dalla società civile veneta, attenzione, non dai partiti, non da quelle persone da cui c'è ogni giorno una quantità impressionante di stupidaggini, di bugie, di falsità e di furto della buona fede di tutti noi altri. No, queste cose qua, questi numeri sono venuti da noi altri, da cittadini che lavora, che si disoccupati, che studia, che soffre, che spera e che vuole continuare a sperare in questa terra, perché non se la segniamo a che in robe i sogni. La cosa più terribile, il furto più grande che sta facendo questa masnada dei furfanti, di farabutti, di criminali, di assassini, perché abbiamo anche le nostre vittime purtroppo, quindi bisogna chiamare anche assassini. Se il furto più grande è il tentato furto della speranza, al di là dei soldi, al di là del frutto del nostro lavoro, al di là delle ingiustizie, tutto quello che fa, è la speranza, il sogno. Andate a chiedere a un ragazzo, lo diciamo sempre, ma dovremmo ripeterlo, a un ragazzo che viene fuori dall'università o che studia, che aspettative ha, cosa che vuol fare, e lui dirà le classiche risposte, tutte diverse, ma che significa sempre la stessa cosa: Sydney, Londra, Amsterdam, New York, Berlino, perché vuole scampare da qua, non perché voglia viaggiare all'estero e fare nuove esperienze. Allora, noi altri cittadini veneti, qua riuniti, questo seguo, la risposta a questo. Noi ci riappropriamo dei nostri sogni, della nostra speranza. Lo abbiamo fatto con un qualcosa di storico, in 2 settimane che abbiamo fatto immensamente di più, di persone, con truppe di centinaia di parlamentari che in 25 anni ha contribuito come e più di tutti gli altri a rubare i nostri sogni. Cittadini, ora questi signori tentano impunemente di rubare il frutto del nostro lavoro anche in questo senso, e noi altri qua oggi diciamo a gran voce che non glielo permettiamo, non glielo permettiamo, non che permettiamo di fare l'obiettivo dell'indipendenza, di annacquarlo, di chiamarlo autonomia trattino indipendenza. Queste sono
si parlava anche del discorso dei 14 milioni. Io ho fatto il bonifico e domando a tutti di farlo in ogni caso, chi che è povero ovviamente, perché so benissimo che da Dio che sia una grande mascarazzonata, lo sappiamo tutti, ma non voglio che questa sia una scusa dietro alla quale questi signori si nascondono. E quindi dal mio punto di vista ho deciso di dare il buon esempio. E vi mostro un'altra immagine adesso, perché questa cosa che vi ho detto, queste cose che vi ho detto, la stampa e la TV italiana non le ha testimoniate, ma queste testate internazionali, Bloomberg, CNN, Financial Times, Dominican, Toronto Star, Money Week, l'Agenzia Federale Austriaca, ORF, TV Austriaca, Daily Mail, Ziarul Financial, Romania, Star Gazette, Turchia, Washington Post, Stati Uniti, come si dice, Stanzi Minute, Svizzera, Bloomberg, Business Week, Malay Mail, Chicago Tribune, Today Online, Correo Brasiliense, The Global Mail, Hot Dog Grecia e in queste ore che ne sia qualcun'altra, a cominciare dall'India, dove oggi siamo sull'importante rivista che forma la classe dirigente indiana, una tiratura piccola perché se si guarda solo a chi che da prendere le decisioni in India, quindi che sono 3 milioni di tiratura, un quotidiano indiano di questo tipo, e BBC e Al Jazeera USA, che avremo incontrato la settimana scorsa. Ecco, nel silenzio degli organi di informazione italiani, questi signori invece hanno scritto in queste settimane, perché sono imbecilli. Attenzione, qui sembra che domandargli qual è la prospettiva del Veneto verso l'indipendenza nel momento in cui il vento dell'indipendenza soffia forte in Europa e nel mondo, nel momento in cui cade il tabù dell'indipendenza all'interno dell'Unione Europea. Noi siamo andati a domandargli cosa pensa il Veneto né al premier dello Stato italiano Renzi né al governatore del Veneto, ma si è venuti da noi altri. Bloomberg, il primo che ha dato il via a questa onda informativa, e che è un giornaletto che cuba da solo il 33% del mercato mondiale delle informazioni finanziarie, circa 7 miliardi di dollari sono euro. Di fronte al tentativo di intervistarci chi ha fatto e di fronte al fatto che noi altri che avevano detto attenzione, in questo momento siamo impegnati nell'organizzazione interna in un progetto strategico per cui non rilasciamo dichiarazioni. Bloomberg ha dato questa come notizia, ha detto gli organizzatori del referendum di indipendenza del Veneto, che ha riscosso il consenso dell'89% dei cittadini con oltre 2.100.000 voti, in questo momento non rilasciano dichiarazioni sull'indipendenza della Scozia. Neanche se non che parliamo, lui scrive, di noi altri. Allora, perché questi signori si accorgono di cosa stiamo facendo anche quando non rilasciamo dichiarazioni? E qua ci rilasciamo quello che diceva già Narciso. Perché da quest'estate vi avevo dato un'accelerata, vi avevo messo in cantiere un progetto che era un progetto straordinario, inedito per un movimento politico. Non solo qua. La quarta liga, quinta liga, il Toronto Star, che non è un giornale a caso, se ne è accorto. È un giornale dove scriveva Ernst Hemingway, tanto per capirsi, il più venduto giornale del Canada. E Richard Green, che non è un a caso, ma è una sorta di Indro Montanelli, canadese, gli ha scritto: attenzione, noi altri canadesi siamo quelli che il fatto di
autodeterminazione, di diritto di autodeterminazione dei popoli, se ne intende di più al mondo, visto che del referendum per l'indipendenza Quebec ne ha fatti 2 e l'ultimo lo ha perso per pochi decimi di punto, 49,6% del paese. Bene, nel momento in cui si parlava di indipendenza della Scozia, qualche giorno prima, il 15 settembre, no? 3 giorni prima del referendum in Scozia, quindi nel momento in cui massima era l'attenzione del mondo su quello che stava avvenendo a Edimburgo, il Toronto Star non ha parlato più di tanto della Scozia quanto di noi altri. È scritto, sì è vero, in Scozia se succede questo, ma attenzione, il vero fenomeno è un altro. Il vero fenomeno è in Veneto, il vero fenomeno di megacittà è proprio la via che i veneti hanno scelto per la propria indipendenza. E qua si spiega perché questi giornali si stanno interessando a noi. Perché noi non abbiamo portato 2 milioni di veneti per le strade come hanno fatto i catalani. Noi altri non avevamo un partito coerentemente indipendentista al governo da 7 anni come avviene in Scozia. Noi altri non avevamo questa copertura politica della rappresentanza politica forte indipendentista, no? Noi altri avevamo dei cittadini che si erano organizzati, però che numericamente non erano affrontabili come movimento popolare di massa rispetto a questi grandi movimenti politici presenti in Scozia e in Catalogna. Però i veneti hanno capito una roba che quegli altri non hanno capito, forse. E loro citavano questo. Hanno segnato un nuovo punto nell'era moderna dell'ottenimento dell'indipendenza dei popoli, nel processo che vede la nascita di nuovi stati, piccoli stati, che prendono l'eredità dai grossi stati multinazionali che ingaffario, sotto il peso dei debiti, del debito sovrano. Per la prima volta un movimento indipendentista non fa delle pur presenti ragioni di oppressione culturale, linguistica, etnica, la ragione, le motivazioni per cui chiede l'indipendenza, ma usa le questioni economiche come principale leva per ottenere ciò. Questo cambia tutto, perché conclude il Toronto Star e Richard Brill, dice: nel mondo globale moderno, se c'è un qualcosa, un punto, se c'è un punto che è fondamentale da preservare nella sovranità locale, è la buona salute dell'economia dei territori, che oggi è andata a farsi vedere. Qua si lega perfettamente la nostra situazione. E qua si spiega perché un altro giornale, di Singapore, cioè uno di Singapore è una potenza economica, il Today Online, ha fatto un altro intervento in cui ha intervistato il segretario della NATO, Rasmussen, ha intervistato Rajoy, Artur Mas, ha intervistato Cameron, ma che intervista lì, però poi intervista Obama. E lo spazio ai Savani è stato l'influenza. Ma non perché aveva qualche, non so vero, non moschei, non niente, però in questa situazione probabilmente noi veneti abbiamo capito cosa va fatto. Noi di plebiscito vi avremo preso la strada giusta. Qual è la strada giusta? Semplice. Noi siamo una nazione ricca potenzialmente, oggi soggetta a un furto allucinante, senza probabilmente paragoni nella storia delle nostre risorse e di questa ricchezza. Nel momento stesso in cui si alzano in piedi
ci alziamo in piedi e portiamo avanti le ragioni della nostra indipendenza, lo facciamo consapevoli di questo potere. Noi siamo un popolo potente, non un popolo debole che si alza in piedi. Abbiamo in mano la vera leva che oggi determina i destini del mondo. Perché, vede, nel passato i popoli, quando chi doveva ottenere i propri risultati, doveva difendere i propri territori, doveva difendere la propria sopravvivenza, doveva resistere a un invasore, cosa facevi? Combattevano, si organizzavano, i milizi, gli eserciti. Nei secoli scorsi i cambiamenti della storia avveniva attraverso l'esercizio del potere militare. Oggi no, non è più così. O meglio, qualcuno tenta di farlo, ma i costi e gli effetti collaterali sono, per così dire, spiacevoli. E noi altri veneti, mi pare che non avevo questo genere di tensione, ma manco lì, no, no. Non mi pare di vedere schiere di guerriglieri pronti a immolarsi sul sacro suolo della patria per le fiere. Un sacro di nella tastiera. La tastiera sì. Allora, come avvengono oggi i cambiamenti? Beh, proviamo a pensare cosa succedeva nell'ottobre 2011. Chi c'era al governo dello Stato italiano? Un uomo potentissimo, un uomo che aveva consenso politico, che aveva forza economica, che aveva tutto. Nel giro di pochi giorni quell'uomo è stato travolto. Che c'è stata un'invasione militare? No. Che c'è stata gli eserciti schierai che non tirano su? No. Che c'è stato un attacco finanziario internazionale. Quell'uomo era Berlusconi. Quell'attacco è diventato famoso con il nome spread, vi ricordate, che andava su rispetto al differenziale tra i PTP e i 10 anni italiani e i tedeschi, i decennali, che andava su a, una volta la soglia era in 100 punti base, no, a quel punto andava su a 300, 400, 500, 600, sulla soglia dei 600 i giornali hanno detto ma quante ore può resistere, non giorni, ore può resistere lo Stato italiano in piedi con lo spread a 600? La risposta è data Berlusconi dimettendosi lo spread ovviamente. Quello è stato un esempio moderno di cambiamento. A livello internazionale Berlusconi doveva essere tirato giù, lo ha tirato giù, senza ribattere l'Italia. Vi faccio un controesempio, la Scozia, pochi giorni fa. La Scozia ha ottenuto il permesso a votare perché probabilmente la classe dirigente britannica confidava in una forte prevalenza dei no rispetto ai sì. Quindi sicuri, e vista la sua tradizione democratica molto più alta rispetto a quella italiana, che ha detto ok, votate. A una settimana dal voto, per la prima volta, i sondaggi hanno dato invece, grazie a una campagna informativa molto efficace di Alex Salmon dello Scottish National Party, hanno dato il sì prevalere di un punto rispetto ai no. Se vi ricordate è successo il finimondo. È successo il finimondo. Si è espressa la regina, che non aveva mai parlato in vita sua, per la prima volta si andava a dire pensate bene, ma veramente bene a quello che vuoi fare, a quello che sei devi fare. Dopo si è mosso tutte le banche, la Royal Bank, lo Scotland, tutte qua, credo, tutti via Edimburgo, da Glasgow, tutti a Londra, e licenziati tutti scozzesi, cavallette per 7 anni, la Greenspan, la Federal Reserve, McCain, quindi neoconi, repubblicani americani, un Obama che ha twittato, un tweet di Obama, la Hillary Clinton, Bill Clinton, tutti, nel giro di una settimana si è mosso tutti, ma tutti veramente, finché ha riportato il consenso, si andava a votare il 90%, non si sa neanche bene se proprio il voto sia stato tutto limpido,
Fatto sta chi va a recuperare la situazione e i no hanno ripreso il vantaggio che avevano naturalmente, perché hanno fatto terrorismo in particolar modo sugli anziani, sulle pensioni, eccetera, eccetera, e quindi soprattutto gli anziani si andare a votare no. Come hanno ottenuto questo? Grazie al potere mediatico e per l'attorno del potere finanziario, ma anche del potere militare, perché comunque chi aveva fatto, come dire, delle scelte a livello di Scottish National Party, per esempio sulle basi degli sommergibili atomici, in cui doveva scatenare la preoccupazione degli Stati Uniti, e quindi gli Stati Uniti, trovandosi di fronte alla prospettiva che il suo principale alleato si spaccasse a metà ed spostare questi sommergibili, non si capiva più dove, perché dopo i russi che dicevano ne guarda che passa, insomma avevano fatto probabilmente delle scelte che dal punto di vista strategico non gli hanno favorito il consenso di poteri forti, bisogna dire. Cioè, se te ne da ottenere un obiettivo, concentrati su quello, se te ne metti altri 2 o 3 è probabile che te vai a perdere consenso anche sul primo. Quindi tutti i poteri, a cominciare da quello finanziario, che in quel caso era espresso dagli arabi, che controlla la City di Londra, no? la borsa di Londra, che controlla la borsa di Londra, controlla anche la borsa di Milano, dagli arabi preoccupati con il petrolio, eccetera, eccetera, che si sono mossi contro. Catalogni si sta parlando in queste ore, in questi giorni. Sappiamo che attorno al 15 ottobre l'ultima data utile che possa permettere alla Generalitat di mettere in atto quelle procedure che diano la certezza delle garanzie democratiche nel voto del 9 novembre previsto. Cominciano diciamo, a non essere più così sicuri che questo referendum si farà. Mas ha usato dei termini anche in un'intervista al New York Times recente meno certi, ecco, perché comunque c'è un problema e che c'è stata una grossa reazione ovviamente del governo franchista, è franchista, cioè il Partito Popolare è l'erede del vecchio partito franchista, in questo momento quell'ala oltranzista sta venendo fuori con forza. Anche la Catalogna però ha dimostrato di far prevalere un vecchio metodo politico, che è quello della massa, no? Le rivoluzioni popolari di massa, 2 milioni per le strade, eccetera, eccetera. Cosa stiamo facendo? Noi ci siamo messi in testa di fare una cosa diversa, di operare con gli strumenti della modernità. Non ci basta avere il consenso dell'89% dei veneti sui 63% che sono andati a votare. E a questo proposito vi annuncio che la Commissione degli osservatori internazionali ha concluso i propri lavori, che sono in firma presso tutti i commissari insediati, e ad horas licenzieranno il loro lavoro di redazione e certificazione sul referendum, anche per dare il testo è stato redatto ufficialmente. Ma non ci basta il consenso dei veneti se dopo nell'esercizio, nel rivendicare la nostra indipendenza, ci scontriamo con questi poteri nudi, senza strumenti, senza gli eserciti della modernità. E allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto quello che vi raccontava già Narciso. Abbiamo dato il via a una stimolazione, a una catalizzazione della società civile veneta affinché si doti di strumenti economico-finanziari adatti ad affrontare le sfide della modernità. Purtroppo chi ci ha preceduto
chi rappresenta ad oggi presso le istituzioni dello Stato italiano, anche regionali, i cittadini veneti, non ha mai fatto questa analisi per interesse, per ignoranza, per incapacità, non lo sappiamo, lo deciderà la storia, però non possiamo noi contribuire al lungo elenco di lamentele e di lamenti, perché è un esercizio che non ci porta a alcun vantaggio e perché non è il nostro modo di fare. L'avevo sempre detto, noi altri veneti non avevamo, non ne appartiene la cultura del lamento. Non ci basta come scusa che i vari signori, quelli che si in albergo, anzi che era appena rilasciata dall'albergo, Galan, perché a pagare la buonuscita, adesso se è quello che adesso lo ha sostituito e che c'era comunque, che in giunta che aveva le stesse persone che sono ancora in albergo, Luca Zaia. Non ci interessa che i vari politici, tutti i partiti presenti a Roma, a Venezia, dove chi sia, questo non l'abbiamo fatto. Così come non ci interessa che a suo tempo non avessero fatto il referendum di indipendenza del Veneto. Noi lo abbiamo fatto, che abbiamo fatto noi altri. Questo è oggi constatiamo che il Veneto non è inserito nell'economia globale. Constatiamo che oggi le imprese del Veneto non riescono ad accedere al credito. No? Mi pare evidente. Tutti i politici ce l'ha che continuano a dire alle banche, deve schede, dimenticandosi che le banche non fa più questo di mestiere da tempo, o no? Ognuno penso di voi altri ha vario titolo che ha potuto constatarlo spesso anche sulla propria pelle, magari di imprenditore, no? Che si è rivolto a questi istituti. Non funziona così l'economia moderna, non funziona così negli Stati Uniti, non funziona così in Inghilterra, non funziona così a Berlino. Non sono le banche che danno i soldi alle imprese, cari politici veneti, ignoranti. Marchionne, da chi ha avuto i soldi adesso, una volta che era finito di spolpare lo Stato italiano, no? Con la cassa integrazione, eccetera. Da chi ha avuto i soldi? Ha telefonato alla Merkel gli ha detto no, che ha telefonato a Obama non gli ha dato i muschi. Facciamo un fondo pensione in quel caso. Il fondo ha valutato il progetto industriale e ha messo i soldi. Andate a vedere i più importanti marchi commerciali per capitalizzazione oggi presenti nel mercato. I primi 5, circa 20 anni fa, 20-25 anni fa, di questi primi 5 non esisteva praticamente neanche uno. Sono nati in questi anni in garage, ti inseggiano Microsoft, Google, Apple, Amazon. Chi ha dato i soldi per diventare dei colossi mondiali? Uber, non so se nelle recenti elezioni europee c'è stata anche una campagna, durante la campagna elettorale è venuto fuori il caso di Uber a Milano per un'applicazione di iPhone, shopperà praticamente per una settimana i taxi di Milano, a Roma uguale, eccetera. Uber, che è un'applicazione che permette di prenotare dei taxi privati, ha ricevuto, mi sembra, 146 milioni di dollari di finanziamento. Chi gli ha dato in banche? Il sistema economico veneto non accede a queste forme di finanziamento delle imprese, delle idee progettuali e del tessuto economico. Per incapacità, improvvidenza, mancanza di volontà, menefreghismo, perché questi signori
tanto i skei li ricciappa in altro modo, come che vedevo qui che sta in albergo, no? All'opera, all'altro, così. Noi ci siamo fatti carico di questo, ovviamente non abbiamo noi, io non potrei neanche, perché sono politicamente esposto, ma le persone che non sono politicamente esposte come me magari non hanno da sole la quota per attivare questi strumenti, che sono comunque quote accessibili nel panorama economico finanziario, ma tutti assieme come popolo sì, tutti assieme possiamo farcela, dobbiamo farcela. Questo è il modo in cui funziona l'economia odierna. Non solo, se tu in Veneto hai questi strumenti che magari sono di proprietà di soci fondatori del popolo veneto, che magari si riconoscono in quest'idea, nei luoghi che contano puoi esercitare un potere che i nostri fratelli scozzesi, catalani e altri non hanno potuto esercitare. Hai un esercito. Questa è la strada che noi abbiamo intrapreso. Una strada di concretezza. Qualcuno mi contava che sono stato accusato di essere troppo concreto e troppo indipendentista. Beh, se l'accusa viene da chi difende sullo status quo, penso che in realtà sia un grande merito, un grande pregio. Quello che oggi ci troviamo a scegliere è proprio questa strada. Capirla, perché non è semplice, condividerla e però poi percorrerla. Assieme a questo è partita ovviamente la predisposizione dell'impianto che da domani possa reggere l'urto della conquistata piena indipendenza della Repubblica Veneta. La domanda è: chi ne accompagna con demo dalle delegazioni con Schöbel, la Merkel? Chi è pronto? Chi è preparato? Andiamo addosso al mercato che magari vende al vecchio sistema o gli alleviamo gli altri? Vi siete mai posti in questo termine? Chi di voi è pronto ad essere chiamato per andare a fare questi viaggi presso governi, presso istituzioni, presso organizzazioni internazionali? Chi di voi è pronto ad essere classe dirigente della Repubblica Veneta? Ponetevi in fretta questa domanda, perché se non ve la ponete e non è l'adeguata risposta, dobbiamo andare a reperire queste risorse sul mercato, ma possiamo fidarci? Il giro di vite all'organizzazione è mirato a questo. Nel momento in cui noi andiamo a mettere in atto un piano strategico di questa portata, abbiamo bisogno di un'organizzazione che lo supporti in pieno. Noi non siamo un partito, noi siamo uno Stato, noi siamo la classe dirigente della Repubblica Veneta. Per esserlo dobbiamo però essere all'altezza. Il salto di qualità a cui mi riferivo è questo. Da domani, da questo pomeriggio, pensate alla pari con Schöbel, la Merkel, Cameron, Rajoy, Mas e tutti questi. Pensate alla pari, perché questi
sono dei maghi, dice come noi altri, i rappresentanti del suo popolo, che si è dato delle strutture serie e interpretano un ruolo che gli viene dall'aver fatto un salto, un'assunzione di responsabilità. Facciamola anche noi, se no che sarà qualcun altro che magari sventolando qualche bandiera, magari cambiando strada all'ultimo minuto andando verso il Senato romano perché fa un po' più caldo, bisogna del Teseo, così è ora di andare in quel posto magari che ne va in altri. Così è stato in questi 25 anni, perché abbiamo delegato senza controllare queste persone. Basta, adesso dobbiamo farlo gli altri. L'organizzazione deve nascere da noi e deve nascere con dei principi. L'assunzione di responsabilità è la prima, e la meritocrazia. Dovremmo avere le competenze, le capacità e meritarci questi ruoli. E chi dice che si meritino? Ma noi altri stessi. Abbiamo strutturato l'organizzazione con delle aree territoriali, con dei coordinatori che a loro volta, tra di loro, quando lo riterranno opportuno, eleggeranno il primo livello direttivo, la direzione politico-operativa, che ha il compito di tracciare appunto il quadro operativo strategico del movimento. A questo primo livello ovviamente contribuisce elettivamente i coordinatori territoriali e verranno cooptate quelle persone che la dove serve supplire alla mancanza ovviamente di competenze. Che è un secondo livello, che è più strategico, una direzione politica strategica che viene eletta dalla direzione politico-operativa. Anche in questo caso, se la DPS, questo secondo livello, non trova al suo interno le persone perché il vivaio non riesce a lavorare sufficientemente, verrà cooptati dove serve le persone per andare a supplire a questi organi. Chiaramente questi dopo diventerà i responsabili di funzione sia a livello locale, perché siamo una federazione come Repubblica Veneta, sia a livello nazionale, perché la Repubblica vuole individuare le persone più capaci, più meritevoli, più competenti, più responsabili per svolgere questi ruoli che andiamo a determinare. Questo quadro, che si unisce col risultato del 16-21 marzo, crea il piano strategico che abbiamo messo in atto da agosto. Non si è ancora completo, siamo ancora, come dire, nella fase, si sta avvicinando le luci dell'alba, le prime luci dell'alba, ma ancora stiamo viaggiando di notte, come diceva già la Ciglia, su più aspetti. Il sommergibile è ancora sott'acqua, però i messaggi inviati, i sonori li recepiscono ad alti livelli. Non siamo un partito, non siamo qua a votare, ma siamo qua a domandare chi che ne segue in questa strada, chi, per usare le parole che diceva Tiziano, ne dà fiducia in questo progetto e chi che approva ovviamente la parte politica legata a questo. Mi personalmente sarei anche stufo di agitare bandierine e di vedere persone che agitano bandierine a voto. Mi credo che un po' tutti siamo consapevoli che la nostra terra vive una situazione così drammatica che l'indipendenza ne serve ora, non fra 5 anni. Fra 5 anni, fra 3 anni,
lungo quel bellissimo percorso di cui parlava ieri Matteo Salvini e anche Luca Zaia, graduale, lento, armonico, che preveda crescenti gradi di autonomia fino alla piena indipendenza, fra 5 anni siamo tutti morti, penso, no? Cioè qua che c'è un deserto economico che avrà, quello sì, ucciso la speranza, ma si sarà anche tramutato in una grande opportunità nel cominciare a dare un giro di spago da una parte, un giro di spago che altra a cada risa di cartone che dovremo rinciapparsi in mano per andare a costruirci una fortuna, una vita all'estero. Perché qua di speranze non ce ne sono più, specie che ma non sono i giovani. Le statistiche sono impietose dei quarantenni che vanno all'estero, sono tremende, se ne andate a leggere. I quarantenni che immigrano, i cinquantenni, questi sono processi storici che abbiamo già visto, che abbiamo già vissuto per chi che ha memoria storica. Dopo l'unità d'Italia, con la tassa sul macinato, sappiamo bene cosa che è successo qua, no? Cosa che ha fatto le nostre generazioni di veneti. Uno su due è andato all'estero, la diaspora veneta. Vogliamo rialimentare la diaspora veneta affinché diventino 3 su 4 quelli che vivono all'estero, 4 su 5, quanti? Vogliamo che quel che resta qua sia il Lakota o il Sioux nelle riserve? Mi dico di no. E tutti noi altri diciamo che l'indipendenza nostra la vogliamo adesso e siamo anche disposti a pagarsi. Tanto pagheremo anche senza euro adesso sui 20-40 miliardi di euro che ne roba ogni anno. Personalmente sono disposto a dire ok, Italia, mi intendo dire, si teniamo noi altri veneti indipendenti, passiamo le tasse al 20%, aumentiamo gli investimenti in sanità del 30%, aumentiamo gli investimenti pubblici in trasporti del 30%, aumentiamo l'informazione del 15-20%, 30%, basta fare le scelte politiche, allora si può fare le scelte politiche, eccetera. E con quello che avanza paghiamo una piccola quota del debito che aveva fatto Tito, lo concediamo, però subito oggi l'indipendenza. Anche perché a ben guardare politicamente gli altri percorsi, come dire, sono un po' accidentati. Gli altri percorsi verso la piena indipendenza, il mio dimostra anche gli amici scozzesi da un lato, ma anche catalani in questi giorni dall'altro, che pure ha una forza popolare da Rio ben diversa dalla nostra. Dica qualche busa in mezzo. Da noi altri non riescono per questo, perché l'hanno gli Artur Mas, la schiera repubblicana in Catalogna, sono gente che si andrà anche in galera per l'indipendenza, no? Qua noi altri che avevamo Zai, Togi, come se c'erano, non mi ricordo che più, vabbè, i nostri risparmi per, come dire, quei più ideali, diciamo, i risparmi per carità di patria. Ma, allora, vabbè, facciamo finta chi sia dei grandi eroi dell'indipendenza, ma in ogni caso dove va? Sappiamo bene che la via giuridica all'indipendenza del Veneto è costellata di mille problemi. La Costituzione, la volontà politica, le leggi. Ok, facciamo finta che Irissa facciamo finta, scenario, facciamo finta che sia così bravo, che vinca anche in Corte Costituzionale, eccetera, eccetera, che quindi gli ottenga il diritto a fare il referendum contro magari la volontà dello Stato italiano, no?
Sappiamo come che funziona la macchina burocratica dei nostri comuni. Noi di plebiscito l'abbiamo imparato, anche solo quando siamo andati a chiedere le liste elettorali. Ci hanno fatto ritardare mesi imperfetti a suo tempo e non avevano ben capito, perché gliel'avevamo venduta come facciamo delle primarie, facciamo un sondaggio, Odiger è perfetto, si deve fare referendum per cavare queste cose. Secondo voi la macchina burocratica amministrativa dello Stato italiano risponderà pienamente alle volontà di chi vuole fare il referendum? Non so, sono tutte cose che allungano il percorso. Allora, cosa diciamo noi? Ben venga, ho messo i miei 20 euro, mettiamoli tutti, non c'è problema, per la raccolta, anche 100, anche 200, quanti che volete, non c'è problema. Però intanto noi, mettiamo questi schemi, ma intanto noi facciamo un'altra cosa. Siccome questi percorsi prevedono delle tempistiche molto in là, ad essere, come dire, benevoli, sempre che ci siano queste tempistiche, noi altri intanto, da oggi, battiamo la via politica all'indipendenza. Perché? Perché è successa una piccola cosa. Scusate se sono un po' lungo, ma questi concetti meritano di essere condivisi e capiti. È successa una piccola cosa. L'indipendenza del Veneto non conviene più solo ai Veneti. L'indipendenza del Veneto in questo momento conviene anche a qualcun altro. E si capisce da quella lista. La situazione debitoria dello Stato italiano è tale che sta tirando giù l'euro. Se, come sta avvenendo, l'Italia va incontro alla sua bancarotta, l'Europa non si salva. Cosa stanno cercando di fare? Ma sono disperati, siete disperati. L'altro ieri a Washington si è svolta una riunione presso la sede del Fondo Monetario Internazionale in cui il segretario e Strass sono volati gli stracci, no? Schäuble contro Draghi, eccetera. Non reggono i conti, non sta in piedi. L'Europa non sta in piedi, l'euro non regge. Il debito pubblico italiano è una botta che sta tirando giù tutti. Ecco che terminiamo noi. La nostra forza è questa, è la debolezza del nostro aguzzino, che è così debole che sta tirando giù l'Europa. Non ci rivolgiamo allo Stato italiano, noi ci rivolgiamo alle istituzioni europee. Volete salvarvi? Volete salvare l'euro? Noi abbiamo la soluzione. Questa soluzione si chiama indipendenza ora. Questa soluzione è un gioco a somma positiva per tutti. Conviene ai veneti, che finalmente si tiene su schemi e potrà riniziare a seguire un ciclo virtuoso. Conviene allo Stato italiano perché si salva dalla bancarotta. Certo, deve rinunciare al saccheggio delle terre venete, però il marchio può sopravvivere. Conviene all'Europa che si salva e comincia anche a invertire questa situazione di debiti sovrani che la sta facendo commissare. La carta vincente ce l'abbiamo in mano e noi abbiamo deciso di giocarci adesso con gli strumenti adeguati per poterlo fare. Non siamo qui a votare la linea politica che emerge da questo congresso. Siamo qui a chiedere, a domandare ad ognuno degli altri chi che esegua, chi che ne aiuta, in piena libertà
dei cittadini, in piena libertà dei cittadini veneti, che si trova di fronte al classico, alla classica scelta: o te va da una parte o te va da che altra. Noi vogliamo affrancarci dai pregiudizi sull'indipendentismo veneto, noi vogliamo essere classe dirigente della Repubblica Veneta, noi vogliamo essere gli artefici del nostro destino. Chi è d'accordo, avete ricevuto un fogliettino, lo alzi in mano, ci aiuti, collabori, porti le proprie idee in modo positivo, ma scelga questa strada. Chi preferisce altre strade, siamo fratelli, siamo amici, siamo quello che vogliamo, ma noi abbiamo deciso di andare avanti e chiediamo chi ci viene dietro. Grazie. Maggioranza assoluta, mozione appoggiata. Non sei voi. È una condivisione dalla consapevolezza di dove che siamo, all'aver compreso quali sono le scelte da fare, alla condivisione della strategia per metterla in atto, ora deve seguire l'azione di tutti noi. Il destino è nostro, coeso. Questa è la tesi di questo congresso, questa è la ragione vera per cui ci troviamo qui, e questo vuol dire anche la corresponsabilità in tutte le fasi, il coinvolgimento di dei nostri imprenditori. I nostri imprenditori veneti spesso hanno scelto di andare nei collai delle confederazioni di categoria che abbiamo ben visto che rappresentanti che come che diceva prima, non mi ricordo quale imprenditore che aveva parlato, se era già altri. Dobbiamo stimolarli perché il futuro dell'economia veneta, il futuro della società veneta è anche un futuro loro. Fino ad oggi sono stati inseriti nel sistema italiano, ora dobbiamo chiedergli di entrare con noi nel sistema veneto. Ragazzi, grazie, i vostri visi è una strada che in breve tempo ne porta alla libertà, alla piena indipendenza e alla difesa della nostra dignità. Grazie.